al porto di Venezia dopo che il comitato di gestione ha bocciato a sorpresa il bilancio consuntivo 2019. Per il presidente Musolino è una decisione inspiegabile con gravi conseguenze. Il Parlamento europeo ha dato il via libera a 212 milioni di euro all'Italia per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il paese nel 2019, Venezia compresa. Regione al lavoro per modificare le regole relative al trasporto privato e pubblico. L'orientamento, annuncia il presidente Zaia, è concedere la capienza del 100% con obbligo della mascherina. Ospite del presidente Zaia la direttrice del pronto soccorso pediatrico di Padova, Liviana D'Adalte, che ha spiegato il rapporto tra bambini e coronavirus. 3 ore di sciopero del trasporto pubblico locale questa mattina a Venezia. L'adesione dei lavoratori è stata contenuta, ma i disagi per i pendolari si sono fatti sentire comunque. Elezioni amministrative, il presidente uscente di Mestre, Carpenedo, disponibile a correre per un secondo mandato, ma dice le municipalità devono contare di più. Lo storico parrucchiere da 40 anni in servizio a Venezia appende le forbici per godersi la pensione, il racconto di quasi mezzo secolo di glamour in laguna. Buonasera e ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri notiziari. Dunque lo avete sentito ora dai titoli: e bufera sul porto di Venezia dopo che il comitato di gestione ha bocciato a sorpresa il bilancio consuntivo 2019. Per il presidente Pino Musolino è una decisione inspiegabile con gravi conseguenze. Semplicemente con 2 firme diverse. Pino Musolino sventola in aria le 2 dichiarazioni di voto contrario arrivate qualche ora prima durante la seduta del comitato di gestione del porto di Venezia, che ha bocciato a sorpresa il bilancio consuntivo 2019. Il presidente dell'autorità portuale non si dà pace per una decisione che ritiene devastante per l'attività dell'ente che presiede e inspiegabile a fronte di 10 milioni e mezzo di euro di utili e 26 milioni di avanzi di bilancio. Faccio fatica a provare a razionalizzare l'irrazionale. Io so che noi abbiamo presentato un bilancio perfettamente in salute, perfettamente regolare, vistato dai revisori dei conti che sono nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal MIT, senza nessun tipo di rilievo o osservazione critica. Come è stato motivato il voto contrario? Non lo so, c'è stata una votazione con 2 dichiarazioni di voto identiche, analoghe, senza nemmeno aver cambiato il font o le virgole. Sono state fatte delle osservazioni che non sono o pertinenti o pienamente giustificate. Accanto a Musolino i rappresentanti delle compagnie dei lavoratori portuali di Venezia e Chioggia. Quanto accaduto stamattina non rende possibile utilizzare gli avanzi di amministrazione per distribuire fondi ai lavoratori portuali e alle imprese, come stabilito dal decreto Rilancia Italia. Troveremo 150 portuali fra 10 giorni senza stipendio. E oltretutto senza un motivo valido da poter giustificare la cosa. Per noi è un momento molto grave e pericoloso, a quasi chiusura societaria. I voti contrari al bilancio sono stati dei 2 membri del comitato di gestione nominati rispettivamente da Regione e Città Metropolitana di Venezia, ma Musolino respinge qualsiasi dietrologia. Il Ministero è stato immediatamente informato stamattina nelle sue articolazioni tecniche, abbiamo dato una serie di indicazioni, poi ho cominciato anche a dare delle informazioni a più ampio spettro anche al Parlamento. Mi pare che ci sia un grandissimo cortocircuito tra quelle che sono le misure e i desiderata di un paese che chiede fai funzionare i porti e il lato concreto che i porti li sta facendo inciampare. Il Parlamento europeo ha dato il via libera a quasi 212 milioni di euro all'Italia per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il Paese nel 2019. La relazione approva la proposta di stanziare 279 milioni dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per far fronte ai danni provocati dal maltempo in Austria, Italia, Portogallo e Spagna nel 2019. La maggior parte di questi ultimi, 211,7 milioni, va all'Italia per far fronte ai gravi danni provocati in larga parte del Paese tra ottobre e novembre 2019 da una serie di eventi meteorologici estremi culminati nell'alluvione a Venezia. Ed ora il punto stampa odierno del presidente Zaia. La Regione al lavoro per modificare le regole relative al trasporto privato e pubblico e poi la commissione ispettiva avviata all'ospedale di Verona. Introdurre nuove linee guida sul trasporto. Sto parlando quantomeno del trasporto privato. Stiamo anche valutando, non ve lo nego, di
affrontare il tema delle linee guida del trasporto pubblico tornando all'omologazione d'origine della capienza con la mascherina. Ora si lavora per far tornare il trasporto alla normalità. Sul trasporto privato la Regione sta pensando di modificare le linee guida ministeriali, ma è sul trasporto pubblico che potrebbe arrivare la vera novità, fortemente compromesso a causa delle limitazioni imposte dal Covid. Zaia guarda il modello inglese. La Gran Bretagna ha imposto l'obbligo di mascherina ma ha tolto quello di distanziamento di almeno 1 metro, così anche Francia e Germania. In Inghilterra questo l'hanno già fatto di default, cioè hanno obbligato tutti i cittadini a portare la mascherina all'interno dei trasporti pubblici in modo tale che non si sono messi lì a discutere di ridurre la capienza dei mezzi. Necessario rivedere le norme per evitare la paralisi del trasporto pubblico, i cui bilanci sono già pesantemente colpiti dal calo dell'utenza. Contemporaneamente Zaia segue con particolare interesse l'evoluzione degli studi sui test rapidi, che andranno a sostituirsi ai tamponi per efficienza e tempestività. Potrebbero funzionare come un test di gravidanza, spiega, e mettere a riparo l'intero sistema da un'eventuale seconda ondata prevista per autunno. Quindi se funzionano, noi ne abbiamo alcuni che sono dichiarati come test rapidi a 10 minuti e beccano l'RNA del virus, quindi funzionano come il tampone. Adesso si tratta di capire se sono innanzitutto validati in laboratorio e dopodiché se saranno autorizzati ovviamente dall'Istituto Superiore di Sanità. Test rapido, condivisione dei dati, intervento tempestivo. Al Veneto stanno arrivando molti test dalle aziende e sono tutti in via di valutazione. Intanto la Regione ha annunciato oggi di aver istituito una commissione ispettiva sul caso del batterio killer alla maternità di Borgo Trento a Verona. La commissione si affiancherà a quella già interna dell'azienda ospedaliera. Ho chiesto che si istituisca, il dottor Mantoan mi ha firmato il decreto stamattina, una commissione definiamola ispettiva, perché tale è scritto così, per la vicenda Citrobacter di Verona. Ospite del presidente Zaia nella conferenza stampa quotidiana la direttrice del pronto soccorso pediatrico di Padova, la dottoressa Liviana D'Adalt, che ha parlato del rapporto tra i bambini ed il coronavirus. Si infettano in maniera molto meno frequente rispetto agli adulti e quando si infettano con malattie meno gravi. Avete visto i dati, abbiamo avuto 369 bambini su 19.200 adulti infettati e abbiamo avuto 13 ricoveri di bambini nella regione Veneto, a dire che la maggior parte dei bambini aveva una sintomatologia così lieve da essere gestita dal suo pediatra di famiglia a livello domiciliare. I bambini dunque sembrano essere protetti dal coronavirus, si ammalano meno gravemente e con sintomi più lievi, un fenomeno oggetto di varie ipotesi, tra cui quella di una maggiore risposta immunologica. Ne ha parlato nel corso della conferenza stampa del governatore Zaia la dottoressa D'Adalt, direttrice del pronto soccorso pediatrico di Padova, chiarendo vari dubbi, tra cui quello della contagiosità. Sicuramente possono presentare la malattia in maniera asintomatica, però è anche ragionevole pensare che quando sono asintomatici sicuramente sono dei potenziali trasmettitori, ma la carica virale è così bassa per cui noi diciamo non sono dei super trasmettitori. Certamente sono dei trasmettitori perché il virus lo albergano nelle vie aeree, ma così la letteratura pediatrica sta sempre più dicendo non sono dei super trasmettitori. Nonostante questo, D'Adalt invita a vaccinare anche i più piccoli contro l'influenza. Essere protetti dall'influenza protegge se stessi, protegge chi ti sta intorno e toglie dal campo, in vista di un'eventuale ripresa dell'infezione da coronavirus, il problema dell'influenza. Altrimenti sarà molto difficile per noi, in assenza di test rapidissimi, differenziare i bambini che hanno un'influenza dai bambini che hanno un'infezione da coronavirus. Ritorna poi la questione della mascherina, di cui la dottoressa spiega il differente utilizzo in base all'età. Sotto i 2 anni addirittura è pericolosa, può essere pericolosa. Il bambino sotto i 2 anni ha delle vie aeree strette, la mascherina più piccola rispetto a quelle dell'adulto, la mascherina potrebbe essere parzialmente occludente, potrebbe anche occludere in maniera tale da soffocarlo se il bambino esce dal controllo dei genitori. Tra i 2 e i 6 anni i bambini la possono cominciare a portare, però sicuramente non la portano bene, la toccano, la allontanano, se la tolgono, si toccano il viso, toccano gli occhi e quindi questo può diventare più che protezione, fonte di infezione. I bambini invece sopra i 6 anni la mascherina deve essere nota ai bambini, i bambini devono essere educati a portarla.
A Venezia 3 ore di sciopero del trasporto pubblico locale questa mattina dalle 10 alle 13. L'adesione dei lavoratori è stata contenuta, ma comunque i disagi per i pendolari si sono fatti sentire, soprattutto nella navigazione. 3 ore di sciopero questa mattina a Venezia nel trasporto pubblico locale di ACTV, sia per il settore automobilistico che per la navigazione. Adesioni contenute dei lavoratori, ma disagi comunque consistenti, tanto che in mattinata all'approdo ACTV di San Zaccaria sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma tra la gente infuriata in attesa. Lo sciopero nazionale di 3 ore che è stato indetto dalla sigla sindacale USB per la giornata odierna, che per ACTV è interessato alla fascia oraria dalle 10 alle 13, ha coinvolto per il settore di navigazione circa il 25% del personale, mentre per il settore automobilistico il 15%. Una mobilitazione, come detto, proclamata a livello nazionale dal sindacato di base, per ribadire le difficoltà dell'intero trasporto pubblico locale in questa fase post-lockdown. Una punta nel settore automobilistico urbano al 25% e molti settori prossimi allo zero assoluto, quindi senza nessun aderente allo sciopero. Temi nazionali ancor più delicati a Venezia, soprattutto nella navigazione in laguna e nei collegamenti essenziali con le isole, o per esempio con l'ospedale civile. Spostarsi in città è stato difficile fino al primo pomeriggio, quando poi è tornata la normalità. Elezioni comunali a Venezia, si inizia a parlare anche di municipalità. Il presidente uscente di Mestre Carpenedo, Vincenzo Conte, si dichiara disponibile a candidarsi per un secondo mandato. Già a fine gennaio io avevo, su sollecitazione di associazioni, semplici cittadini, ma anche di circoli del mio partito, avevo espresso al mio segretario Dodi la disponibilità alla ricandidatura per il secondo mandato da presidente. Poi è intervenuta la pandemia e quindi si è un po' tutto fermato. La data delle elezioni ancora non c'è, ma Vincenzo Conte, presidente uscente della municipalità di Mestre Carpenedo, è già pronto e disponibile a correre per un secondo mandato. La sua è la più popolosa delle 6 municipalità che compongono il comune di Venezia, ente al centro di un pesante ridimensionamento di funzioni durante l'ultima consigliatura che, secondo l'esponente del Partito Democratico, che vanta una lunga militanza sul campo, devono tornare a contare di più. Si poteva dare una mano ai cittadini, specialmente per i lavori pubblici, le piccole cose, la gestione minuta della manutenzione. Avendoci tolto tutte le deleghe e anche la capacità di interloquire con i cittadini, è venuta meno la capacità di essere un front office nei confronti dei loro bisogni. Ritengo che comunque le municipalità, ma vedo che anche nel centrodestra si stanno ricompattando su questo, devono essere riassegnate deleghe. Alle precedenti elezioni comunali, la sfida delle 6 municipalità del comune di Venezia si era conclusa 5-1 per il centro-sinistra. Oggi, perlomeno alla luce delle ultime consultazioni per il Parlamento europeo, il quadro appare più incerto. Di fronte a questo equilibrio sostanziale fa sostanza e quindi non solo forma ma anche sostanza il Presidente, che deve essere un personaggio, un cittadino che porta voti alla coalizione, non si fa portare solo dalla coalizione. È partito il procedimento di autorizzazione per la razionalizzazione della rete elettrica tra Malcontenta e Fusina, che prevede l'interramento di 24 km di linee elettriche e la demolizione di oltre 21 di vecchi elettrodotti aerei e 89 sostegni. L'investimento del valore di circa 190 milioni di euro restituirà circa 53 ettari di territorio, aumentando l'efficienza del sistema elettrico regionale. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i proprietari delle particelle interessate dalle opere possono presentare osservazioni scritte al Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente, ai Comuni di Venezia e Mira e per conoscenza a Terna. E dopo la pandemia e il lockdown, il comune di Paese nel Trevigiano pensa alle famiglie e propone un pacchetto Paese on the Beach, destinazione Jesolo.
Ogni giovedì partirà da Paese un pullman che porterà 30 famiglie a Jesolo, mamma, papà e bambini oppure nonni e nipoti. Un modo per aiutare le famiglie che si sono trovate in difficoltà dopo l'emergenza coronavirus e che, vista la situazione economica, non riescono ad andare in ferie. Così l'amministrazione ha pensato di offrire il pacchetto ombrellone e sdraio. Sotto l'ombrellone con le 2 sedie di sdraio ci può stare la famiglia con 2-3 figli minori, quindi queste sono le linee guida che ci vengono dettate, però non vogliamo ISEE, vogliamo dare l'opportunità a chiunque di poter approfittare di questa iniziativa. Si tratta del primo accordo di questo tipo fra 2 comuni. Fra l'altro, se l'iniziativa dovesse riscuotere un buon successo, il comune di Paese potrebbe aumentare il numero di famiglie a cui offrire questa possibilità. Ci ha fatto molto piacere essere contattati dal sindaco di Paese quando ci ha proposto il fatto di portare i cittadini al mare. Per noi è stata comunque un'ottima idea e quindi abbiamo deciso di metterci a disposizione ulteriormente offrendogli la tariffa che di solito riserviamo ai nostri residenti, così da aiutare ancora di più tutti i cittadini che magari non possono permettersi la giornata in spiaggia ma che ne avrebbero tanta voglia e bisogno, soprattutto per i bambini. Ogni famiglia di Paese potrà chiedere di poter usufruire di questo servizio fino per ora a 30 famiglie. In sinergia con il Comune di Jesolo ma anche con la ditta di trasporti abbiamo chiesto, perché è l'unica nel territorio, se poteva offrire questo servizio. Ci sarà la ditta Martinelli che effettuerà delle fermate in tutte le frazioni del nostro comune tutti i giovedì e che accompagnerà, però il servizio di trasporto è a pagamento ovviamente per le famiglie, noi pensiamo al pacchetto spiaggia. Ecco. Abbiamo individuato il tratto di arenile chiamato Green Beach, che è la spiaggia in pineta che è dedicata prettamente alle famiglie, quindi visto che il focus è appunto le mamme, il papà, i nonni con i bambini, ci sembrava la location ideale dove poter appunto portare i bambini a trascorrere una giornata al mare. Non solo, l'amministrazione di Paese sta anche pensando ai giovani che il sabato sera vanno a Jesolo nelle discoteche e nei vari locali. Partiamo anche lì verso l'ora di dopo cena e rientro alle 2-4 di mattina, compatibilmente adesso rispetto alle strutture ricettive che aprono. Qualche discoteca è già aperta. Prima l'assessore di Jesolo mi diceva sì, un po' gradualmente stiamo riaprendo, lo valutiamo, però con i primi di luglio partiremo anche quello, un servizio il sabato sera. Tra i portieri d'albergo c'è chi è in cassa integrazione e chi ancora in attesa di una soluzione lavorativa dopo la crisi che ha colpito il turismo, ma il personale degli hotel non perde il sorriso e per un giorno si dedicherà alla pulizia dell'ambiente. Solitamente il nostro ruolo all'interno delle strutture per le quali lavoriamo è quello di accogliere gli ospiti con il sorriso tra le labbra e di metterci a loro disposizione per aprirgli le porte della città. E purtroppo in questo momento il settore del turismo sarà uno dei settori che probabilmente ci metterà più tempo a riprendere e molti di noi sono ancora a casa nell'attesa di essere richiamati dalle rispettive strutture. Non è certamente un periodo felice per i portieri degli hotel più belli e conosciuti di Venezia. Con gli alberghi ancora chiusi, gran parte del personale è a casa senza lavoro. Alcuni sono in attesa della tanto sospirata cassa integrazione, altri a caccia di un impiego stabile. Ecco che, da questa pausa forzata, è nata una bella azione concreta per la città. L'idea è stata quella di organizzare una mattinata dedicata all'ambiente. Appuntamento dunque per tutti a lunedì 22 giugno, come ci racconta il presidente delle Chiavi d'Oro, Andrea Padoan. Partenza da Malamocco alle ore 8, speriamo di essere numerosi, per effettuare la pulizia dei murazzi. La giornata, speriamo, sono convinto, sarà una giornata che passeremo sempre con il sorriso, che è il marchio di fabbrica della nostra associazione, e appunto speriamo che sia la prima di una serie di iniziative a favore della città. È l'equivalente del caffè sospeso napoletano, la borsa sospesa Mestre a 2 settimane dal suo avvio sta prendendo davvero piede. Stiamo parlando dell'iniziativa solidale ai piedi della Torre dell'Orologio in piazza Ferretto. Il nostro guadagno è il vostro sorriso quando andate a casa con un po' di cibo, se avete dei problemi di arrivare a fine mese così.
Sembra impossibile, ma è andata proprio così. Questa è stata l'unica retribuzione dei 15 volontari dell'Associazione Arte e Cultura Veneta che si sono avvicendati in piazza Ferretto a Mestre nelle ultime settimane. Distribuivano cibo gratuitamente, in semplicità, a chi si avvicinava chiedendo un aiuto concreto. Prodotti primari offerti da numerose aziende del territorio. Noi stiamo creando appunto delle sportine con 5, 6, 10 prodotti, dal riso alla pasta, il sugo di frutta, in maniera che così chiunque può approfittarne, fra virgolette, di questa nostra proposta. Sono italiani dai 30 anni in su, dei pensionati dai 60-70 anni, degli extracomunitari magari, anche dei Bangladesh e non solo, diciamo un momentino tutte le tipologie di cittadini che abbiamo, e dall'età diciamo da 30 anni fino ai 70-80. Persone diverse e storie diverse, accomunate però dalle ristrettezze economiche. I volontari cercano di accontentare tutti. Una vecchietta che si è presa, voleva prendersi solamente il semolino, abbiamo detto: signora, guardi, se vuole, ci sono i grissini, no, ma quelli non posso mangiarli perché magari sono troppo duri, allora si prenda un biscottino più tenero. Insomma, abbiamo cercato di coccolarla e di indirizzarla su dei prodotti consoni a una persona anziana. Comunque è andata via sorridente. C'è spazio anche per un appello. Tutte le aziende o privati che vogliono darci una mano sa che noi siamo qui il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. Chi volesse donarci qualsiasi materiale a lunga conservazione, naturalmente noi siamo disposti ad accettare tutto quello che arriva. Un successo quindi questa iniziativa che nello slogan e nella sostanza replica anche in Veneto quella di una consolidata tradizione del Sud. Lo slogan napoletano che appunto è nata questa iniziativa: io lascio e tu prendi. Naturalmente chi può lascia qualcosa e chi non ha se lo prende, e così il dare e avere è giusto, insomma, che chi ha qualcosina di più aiuta chi è un pochino più sfortunato. Per Giancarlo Zennaro, storico parrucchiere di 40 anni nel servizio a Venezia, è giunto il momento di appendere le forbici alla chiodo e godersi la meritata pensione. Ci racconta quasi mezzo secolo di glamour in laguna, tra le sue clienti più affezionate anche la modella Naomi Campbell. Per 40 anni le sue forbici hanno incrociato e raccontato il glamour in laguna. Anche per Giancarlo Zennaro, 81enne storico parrucchiere dell'Hotel Bauer a Venezia, è arrivato il momento della meritata pensione. La sua, ci dice, è stata una vita meravigliosa. Nella sua valigia una miriade di aneddoti. La mia vita al Bauer è stata, guardi, stupenda, perché per la gente, la gente di portineria, mi sono fatto amico, e poi la clientela che era internazionale. Un aneddoto, un signore brasiliano, marito e moglie, veniva, e lui tutto il mese che rimaneva a Venezia prendeva su e lavorava in portineria. Mi piaceva servire i portineria, era miliardario, abitava in Brasile, a Rio, a Botafogo, e lavorava in portineria. Un altro discorso potrebbe essere, in quel periodo un ricco Maharaja viene, prende tutto il piano nobile, bloccano tutto, nessuno può passare, nessuno può andare, e lui non si vedevano quasi mai, e prima di andare via a tutti quanti quelli che gli avevano servito, e le ha regalato un Rolex. Tra le sue clienti più affezionate c'è anche la fotomodella Naomi Campbell. Un giorno Naomi arrivò a Venezia e chiese di lui per un taglio, ma... Una donna stupenda e di una gentilezza unica, che tutti dicono, però mi aveva raccomandato una cosa: non parli, non mi racconti niente, non voglio sapere niente. Io voglio alzarmi, stare tranquilla e basta. Io ho fatto come ed è stato un connubio perfetto. Era venuta da Londra e aveva telefonato che l'aereo era in ritardo a Venezia. Mi chiedono se potevo fermarmi in negozio, dunque erano le 8, però alle 10, 10 e mezza hanno telefonato che non arrivavano. Non arrivavano perché dovevano andare prima da Cipriani all'Aris Bar a cena, perché sennò Enrico non avrebbe più dato da mangiare. Allora sono andati prima a mangiare, sono usciti all'1 di notte e praticamente mi ha saldato con una grossa mancia e mi ha detto: guardi, vado a dormire, non ho più voglia di niente.
Calcio, il Venezia Football Club informa che il 7° ciclo di tamponi cui si sono sottoposti ieri i giocatori, staff tecnico e componenti del gruppo della squadra ha confermato la positività di Gianfilippo Felicioli al Covid-19, mentre tutti gli altri test effettuati hanno dato esito negativo. Nel frattempo la squadra prosegue il proprio isolamento fiduciario in attesa che a 48 ore dalla partita le autorità competenti comunicano la loro decisione in merito al protocollo da adottare. Scusate. Ed è davvero tutto da Venezia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento, sarà una giornata in buona parte all'insegna del bel tempo, ma ancora con qualche disturbo. Il dettaglio di venerdì 19 giugno. Sul Veneto sarà in genere asciutto e stabile con ampio soleggiamento e con cielo al massimo poco nuvoloso. Tuttavia durante le ore pomeridiane non si escludono locali acquazzoni sui rilievi, localmente fin verso le aree limitrofe pianeggianti. Temperature minime tra i 13 e i 17 gradi, massime invece tra i 22 e i 27 gradi all'incirca. E ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà una giornata all'insegna del sole, solo con isolati rovesci durante le ore pomeridiane sui settori montuosi. Temperature minime fino a 18 gradi, massime invece tra i 25 e i 26 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, inizialmente bel tempo, poi qualche fenomeno temporalesco a carattere sparso. Temperature minime sui 15 gradi, massime invece fino a 26 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.